piove. Ma ehi, non è stato sempre così. C'era un tempo in cui esisteva ancora il sole in queste lande. Beh, prima che Emilio ci arrivasse, ovviamente. Iniziamo dall'inizio. Simo, non per dire, ma si vede che sei partito per una nuova avventura. Piove non solo in Friuli, ma anche in Veneto. Ma com'è possibile sta cosa? Sono già le 8:30, ma non ho nessuna voglia di uscire dalla tenda. Poi è tutta bagnata e il materassino è bucato. Il sottotenda ha proprio fatto la pozzanghera. Vediamo se adesso un po' si asciuga. Ho messo a stendere anche la parte sopra, il materassino e la tenda stessa. Le previsioni del meteo dicono che questo pomeriggio dovrebbero esserci forti temporali con grandinate. Quindi il mio unico scopo sarà quello di trovare un posto abbastanza riparato dove accamparmi e mi piacerebbe accendere un fuoco per asciugare le cose che ho bagnate. Vi presento Rosalina. È più giovane di Rosalina, quindi dovrebbe resistere più a lungo. Dicono che la pioggia arriverà a mezzogiorno esatto, quindi ho ancora un'oretta o qualcosa di più per asciugare bene la roba. Non so se la riuscite a vedere perché è proprio sottile, ma è mezzogiorno e piove col sole. E tu quella la chiami pioggia? Sei serio? Peaio! Yes! Yes! Peaio! In ritardo di 2 ore e mezza, ma è arrivata. Mi sono cambiato al volo. Adesso vado ancora un po' avanti finché non trovo un bel riparo, poi mi fermo di sicuro. Mancano soltanto 7 km a Cortina d'Ampezzo, quindi aspettiamo che passi il grosso sotto questo salice piangente che la sa lunga e poi ripartiamo. Bello, sì, bello, mi piace l'ottimismo. A me non va proprio a genio, ma Rosalina sta soffrendo un sacco questa cosa della pioggia. Mi sa che non vedrà Cortina. Credo di aver raggiunto il massimo livello di copertura impermeabile possibile. Ho la giacca impermeabile, il poncho, l'ombrello, i pantaloni e le scarpe impermeabili. Se anche così mi inzuppo, ciao. Probabilmente mi inzuppo da dentro perché sudo tantissimo. Oh mio Dio! Pensavo di accamparmi qua fuori, ma se piove di stravento mi arriva l'acqua addosso. Quindi ho dato una scopata per terra, c'era giusto una scopetta qui. Questo deve essere un po', non so, un bar di qualcuno da un bel po' inutilizzato. E ho dato una pulita, mi piazzerò qua dentro così almeno anche se c'è il vento non ho problemi. E questo è quanto. Spero tanto, ma proprio tanto che al miglio del giorno 4 vada meglio. Gli lascio la parola. Sono le 7:30 di mattina e piove come se non ci fosse un domani. Se mi muovessi con questo tempo sarei una capretta bagnata in 5 minuti. Quindi resterò qua dentro ancora un po'.
Sono le 10 di mattina. Ho fatto un sogno dove non pioveva. Mi sono svegliato e non era vero. Non era vero. Non era vero. 30/08/2020. Le mie scorte d'acqua si stanno esaurendo. E questo è alquanto ironico. Ore 12. Ho deciso che per sopperire alla mancanza d'acqua utilizzerò quella piovana. Poi però dovrò bollirla. Inoltre ho fatto un sondaggio su Instagram e la maggior parte delle persone dice che mi verrà il cagotto. Ore 12:30. Questo non lo scrivo sul diario perché non c'è molto spazio. Ho ancora dei viveri. Posso resistere un paio di giorni. Però Roselina non ce l'ha fatta. Ore 16. Inizio a domandarmi se D'Annunzio si trovasse in una situazione come questa, quando ha scritto La pioggia nel pineto. Che poi, non si dice pineta. Vabbè, dai, chiamiamola licenza poetica. Ore 18:30. Devo trovare il modo di tenere la mente impegnata. La noia mi sta letteralmente portando alla follia. Ore 18:45. Inizio a comprendere la particolare connessione che c'è tra questa capanna e i viaggiatori. Pensate che i primi sono stati qui negli anni 40 e adesso, dopo tanti decenni, ci sono io. Ore 19. Fin da quando ero piccolo ho temuto questo giorno. Quest'oggi, papà, mangio la minestra. Ore 20. Abbiamo scavato troppo in profondità, risvegliando qualcosa nelle tenebre. Non siamo più al sicuro. Arrivano. Arrivano. Arrivano!